Uno dei primi dubbi che sorgono quando uno vuole giocare la difesa francese è: ma sarà un'apertura utile per giocare per vincere se il bianco può farmi patta semplicemente giocando la variante di cambio, un vero e per d5 e per d5? Ebbene, io penso che il nero possa giocare per vincere. Perché? Beh, per esempio, ci sono aperture dove la variante di cambio davvero è ostica. Per esempio, un'altra apertura che non ha nulla a che vedere è la slava, dove qua, dopo c6, la variante di cambio, che cambia i pedoni c, è molto pattosa, molto pattaiola. Perché? Perché la colonna C è la colonna aperta. Arroccare lungo, per esempio, sarà molto difficile per entrambi i giocatori, quindi entrambi i re dovranno arroccare corto probabilmente, perché proprio per la colonna C. Invece, per esempio, nella francese i pedoni sono stati cambiati sulla colonna E, quindi la colonna è aperta, quindi sarà possibile, per esempio, se il bianco arrocca lungo, arrocca corto, arroccare lungo, arroccare dalla parte opposta, creando quindi una posizione con arrocchi contrapposti che permette di giocare per vincere. Questo è il primo grande squilibrio. Che altri squilibri ci sono? Beh, innanzitutto spesso il bianco gioca con il pedone isolato, giocando c4 adesso, oppure preparando c4, per esempio giocando cavallo f3 poi c4. Tutte queste, diciamo, tutti questi piani sono piani che squilibrano la posizione. Inoltre, per esempio, una delle nostre idee potrà essere, per esempio, se il bianco sviluppa l'alfiere, che è uno dei piani più comuni, attaccare il pedone di 4 e, per esempio, su cavallo f3 inchiodare il cavallo, continuando quindi ad attaccare il pedone, e su c3 sviluppare i pezzi in modo diverso dal suo. Per esempio, il cavallo potrà andare in e7 e la donna in d7, un setup super aggressivo. Potremmo mettere il pedone in f6 e, per esempio, se lui arrocca corto noi potremmo arroccare lungo e lanciargli i pedoni nell'ala di re, creando una posizione con arrocchi contrapposti. Ovvio, anche lui potrà tirare i pedoni contro il nostro arrocco, ma così facendo la partita non sarà affatto patta, no? Sarà anzi molto molto combattiva, molto molto interessante. Un'altra idea, per esempio, a volte facciamo finta che il bianco giochi, non so, c3, alfiere di 6, h3 per dire. Un'altra idea potrebbe essere, per esempio, andare a cambiare l'alfiere del bianco. Per esempio qua un'idea come alfiere f5 molto interessante, perché qua andiamo a cambiare l'alfiere cattivo, e in alcuni finali, per esempio se si entrasse in un finale, ovvio che qua potremmo arroccare lungo e attaccare, perché il bianco ha giocato h3, no? Quindi ci sono idee di arroccare lungo, ma anche in una posizione così, diciamo, se si cambiassero le donne, ora è difficile cambiarle, ma facciamo finta che il bianco abbia giocato, non so, torre e1 o alfiere e3, diciamo, per dirne una, noi catturiamo e giochiamo donna f5, se si cambiassero le donne, ecco, questo, un finale di questo tipo, avendo cambiato l'alfiere cattivo campo chiaro e il nostro alfiere cattivo, perché? Perché il pedone fissato al centro e su casa bianca, per il suo alfiere buono, perché l'unico pedone fissato del bianco è su una casella opposta all'alfiere in d3, ecco, questo per esempio è già un finale che ci dà vantaggio, un finale che vedremo come giocare, vedremo in modo molto molto approfondito come giocare questo finale. Ci sono molti piani, per esempio qua potremmo arroccare lungo o corto, giocare per spingere i pedoni controllando tutte queste caselle, mettere il cavallo in g6, ci sono vari piani. Infatti tra poco vedremo tutte queste idee per giocare per vincere, quindi sappiamo che anche tecnicamente c'è il piano di cambiargli l'alfiere buono. Un'altra idea che vedremo, se loro giocano lo stesso piano tipo cavallo e2, è giocare donna f6, perché per impedirgli alfiere f4, per giocare noi cavallo e7 alfiere f5. Questa secondo me sarebbe un'idea molto molto interessante per poter appunto prendere a volte anche il sopravvento. E altre idee, per esempio il pedone isolato le abbiamo dette. Se il bianco gioca cavallo f3 possiamo giocare alfiere d6 per scegliere poi dove mettere il nostro cavallo, no? Per esempio in e7 per squilibrare, potete giocare alfiere f5, alfiere g4, quindi cercheremo sempre una posizione squilibrata. Ovviamente il bianco
ha tante possibilità, tante mosse, ma in generale il nero va a avere una posizione ottima, una posizione combattiva, quindi davvero non bisogna preoccuparsi della tendenza alla patta della variante di cambio, perché in realtà ci sono molti modi proprio per lottare e per giocare per vincere. Vediamo un'eccellente partita modello dal punto di vista tecnico. Questa partita è stata giocata tra Claverie, 2388 punti elo con il bianco, contro Carlos Matamoros con 2545 punti elo con il nero. Carlos Matamoros, questa partita è stata giocata nel 2010 e all'epoca Carlos Matamoros era il mio allenatore e mi ha mostrato questo modello tecnico che poi mi ha aiutato in moltissime partite. Diciamo che il bianco probabilmente voleva giocare per la patta, ma non è così facile. E4 e 6 di 4 di 5, variante di cambio. Cavallo F3. Ecco, a questo punto qua Carlos ha giocato cavallo C6, vedremo nel capitolo teorico, e secondo me alfiere di 6 è giocabilissima, io preferisco forse alfiere di 6. Cavallo C6 si può giocare, però permette alfiere B5 inchiodando. Diciamo che dal punto di vista teorico alfiere di 6 non ci sono grandi problemi, però c'è una variante con C4 che non è problematica, però un pochino forzata, non so, magari se prendiamo le giocare di 5. Ok, però adesso stiamo vedendo una partita modello, no? Cioè, dal punto di vista teorico possiamo giocare alfiere di 6, alfiere B5 adesso è ridicola per C6 o alfiere di 7, no? Prendo il cambio dell'alfiere cattivo, e su alfiere di 3 cavallo C6, no? Si può trasporre, no? Diciamo che qui, dopo alfiere di 6, il bianco ha arroccato, cavallo E7, ecco qua, cavallo E7, Matamoros mette il cavallo in E7 per appoggiare un alfiere in F5 in G4, oltretutto si parano gli scacchi sulla colonna E. Diciamo che nero non è ancora sicuro al 100% di voler arroccare corto, molto probabilmente arroccherà corto, ma vuole aspettare un attimo per decidere. Il bianco qua gioca torre 1, arrocco corto. Ecco, adesso il nero sceglie di giocare una partita tecnica. Il bianco gioca H3 per evitare alfiere G4, il nero gioca A6, il bianco mette l'alfiere in F1, il nero mette l'alfiere in F5, l'alfiere più attivo dell'alfiere in F1. Ovviamente il bianco potrà giocare alfiere di 3, però, che è ciò che succederà in partita, però giocando alfiere di 3 il bianco cambierà il proprio alfiere buono, perché non è ostacolato dai propri pedoni fissati su casa nera, per l'alfiere cattivo del nero. Il bianco per ora gioca C3, il nero gioca cavallo G6, anche altre mosse sono possibili, ma notare che il nero potrebbe a volte prendere di mira la casella in F4, ora il nero potrebbe mettere il cavallo in F4 e la donna in F6, un altro piano potrebbe essere giocare donna di 7 torre 8, per il bianco non è facile nemmeno entrare in E5 perché questa casella è molto controllata dal nero. Oltretutto, cioè, è difficile davvero tracciare un piano per il bianco. Donna di 7 torre 8, il nero continua ad attivarsi e per il bianco è difficile appunto pareggiare il gioco. Ecco che quindi il bianco inizia a provare a cambiare i pezzi e gioca alfiere di 3. Il nero a questo punto gioca donna di 7, perché il bianco chiaramente ha manifestato, espresso l'intenzione di cambiare i pezzi, il nero dice meglio farsi cambiare che cambiare, no? Così il bianco, continuando nel suo piano, porta in gioco la donna nera. A questo punto il bianco gioca alfiere 3, l'idea del bianco è giocare cavallo di 2, nero gioca torre 8, cavallo di 2, torre 7, sembra che il nero voglia raddoppiare sulla colonna E, potrebbe essere, un giorno il nero potrebbe decidere di sfruttare la casella in F4 per il cavallo, in un futuro, perché se il bianco giocasse alfiere per F4, comunque ci sarebbe uno squilibrio, no? Alfiere del nero contro cavallo bianco. Il bianco gioca donna B1 per cambiare le donne, donna per B1, torre per B1. Ecco qua arriviamo alla posizione critica e qua voglio farti una domanda, caro ascoltatore. Allora, come valuti questa posizione e come giocheresti con il nero? Qual è il piano? Allora, io penso che obiettivamente, cioè dal punto di vista scientifico, la posizione deve essere pari, cioè patta, cioè un gioco perfetto per entrambi, no? Però è una cosa inconcepibile, ci saranno degli errori, neanche i motori giocano così perfettamente. Diciamo che nella pratica è leggero vantaggio nero, secondo me il nero sta meglio, moltissime partite tra un giocatori umani, che è quello che ci interessano, le può vincere il nero, infatti il nero vincerà questa partita,
un giocatore forte, perché su un 2388 con il bianco le fare patte è molto difficile batterlo, e secondo me anche tra computer in partite per corrispondenza il nero potrebbe predominare in partite molto corrette, perché c'è un piano chiaro. Allora il piano è il seguente: giocare F6, G5 e H5 per guadagnare spazio nell'ala di re. Diciamo che oltretutto i pedoni, cioè se il nero porta questi pedoni qui, cioè il nero controllerà tutte le caselle sulla quarta traversa. Tutte queste caselle nel centro e nell'ala di re saranno nelle mani del nero. Un altro piano del nero sarà portare i cavalli in G6, è già in G6 il cavallo, però dovrà spostarsi per lasciare la strada per il pedone G, e l'altro cavallo potrà andare in F5, quindi cavallo E7, G5, il cavallo torna in G6, ora ci sono tante frecce, ma poi tutto sarà più chiaro perché lo andremo a vedere. Il cavallo in C6 potrà andare in F5, quindi diciamo pedoni qui, cavalli in G6 e in F5. Che altro fare? Allora, secondo me una cosa interessante è cambiare solo una coppia di torri sulla colonna E. Solo una coppia di torri, non tutte e due. Perché? Allora, perché la colonna E non è così importante. Perché, infatti, una volta che si saranno cambiate una coppia di torri, si porta il re in F7, allora diciamo che tutte le caselle della colonna E sono controllate dai pezzi neri, non esistono entrate per il bianco. Cioè, quindi la colonna è totalmente inutile, sarebbe sbagliato voler cambiare tutte e quattro le torri per paura di cedere al bianco tale colonna, perché tale colonna è come uno specchio per le allodole, non serve assolutamente a nulla se c'è soltanto una coppia di torri a testa. In un secondo momento, quando avremo i pezzi nelle posizioni ideali precedentemente descritte, i cavalli in F5, i pedoni in G5 in H5, il nero proverà ad aprire un secondo fronte nella di donna, come? Magari provando a preparare in un futuro con i pezzi ben piazzati C5 o B5, B4, e si vedrà più avanti questo, in base anche a come il bianco dispone sui pezzi. Questo finale è tipico nella francese e il bianco gioca per la patta, ma alla lunga il nero ha ottime chance di prevalere e di vincere senza rischi. E un giocatore di francese, un giocatore della francese deve essere pronto a giocare finali simili e nella propria carriera ne vincerà tantissimi. Anch'io dopo aver visto questa partita ho vinto tanti finali simili. Allora a questo punto F6, il nero inizia il suo piano, il bianco gioca re F1, centralizza il re, re F7 fa parte del piano cavallo B3. Il cavallo potrebbe voler andare in C5, il nero gioca B6 limitando il cavallo nemico. Il bianco gioca torre E2, il nero gioca cavallo F8. Il piano del nero, come detto poc'anzi, è giocare G5 H5 in modo da ottenere il controllo di tutte le caselle della quarta traversa dell'ala di re. Il bianco raddoppia le torri, il bianco vuole cambiare tutti i pezzi e fare patta. Il nero gioca G5, il bianco sposta l'alfiere per iniziare i cambi. Ora magari qualcuno potrebbe avere paura, potrebbe giocare torre 8 per non lasciare la colonna E al bianco e cambiare, ma Matamoros se ne frega. Cavallo G6 addirittura lascia, era possibile anche cambiare in E2, ma Matamoros lascia che sia il bianco cambiare le torri, ha capito che il nero non vuol fare, cioè il bianco non ha nessun piano ambizioso, il bianco probabilmente cambierà e quindi questo cambio aiuta il nero a proseguire col suo piano. Ora il cavallo andrà in F5, quindi il nero ottiene il suo setup ideale. Il bianco è evidentemente ignaro del piano del nero e addirittura collabora. Notiamo che uno potrebbe dire, ma e se il bianco giocasse G4 per impedire cavallo F5? Beh, allora G4 creerebbe una voragine, un buco in F4, no? Il nero potrebbe giocare un giorno alfiere F4, su alfiere per, cavallo per, il pedone H potrebbe essere debole. Il nero potrebbe anche giocare per aprire il gioco, no? Nell'ala di re. Si può anche giocare prima torre H8, H5, no? Magari H4, fissare H3, poi alfiere F4, cavallo per, questo piano forse mi piace ancora di più. Il bianco gioca A4, è difficile starsene con le mani in mano. Il bianco vuole giocare A5, no? Per ottenere magari la casella in C5.
Il nero gioca a 5. Interessante comunque la posizione più sbilanciata. Sarà possibile rompere con C5 o magari, meglio ancora, con C6, B5, non è un futuro nell'ala di donna, ma per ora non c'è fretta. Il bianco gioca G3, H5, portando tutti i pedoni nelle caselle ideali. Il bianco gioca cavallo A1. A questo punto il nero gioca torre H8, perché ci sono altre idee. Magari un'idea potrebbe essere, se il bianco non so centralizza il re, H4, no? Perché? Perché si vuole aprire la colonna H, si vuole giocare H per G3, torre per H3. Se il bianco prende in H4 c'è già una debolezza in H3 che potrà essere decisiva. Su torre H1 si potrà giocare cavallo G6, poi giocare alfiere F4, cambiare l'alfiere del bianco ed entrare con il cavallo in F4 per attaccare H3. Se il bianco gioca G4, idem, alfiere F4, si vogliono cambiare i pezzi e H3 sarà debole. Questo sarà più o meno ciò che succederà in partita. Il bianco gioca Re G2, il nero poteva giocare cavallo F5, ma qua sceglie già di giocare H4. Appunto, ovviamente, avevo detto, il piano originale era cavallo F5, aprire un secondo fronte nell'ala di donna, che ci poteva stare, ma visto che il bianco ha giocato G3, il nero sfrutta subito le sue debolezze, perché è difficile per il bianco stare totalmente fermo. Ora, per esempio, se il bianco passa, non so, B3, alfiere D2, il nero va a stare meglio perché gioca H per G3 e cavallo F5, ed è assai arduo difendere il pedone G3. Cioè il bianco potrebbe spingere in G4, ma ora potrebbe seguire per esempio uno scacco, e ora per esempio il nero potrebbe anche dare scacco, torna indietro, attacca H3, so la torre viene H1, il re torna indietro, non so cosa sia peggio, fiere F4, frendo il cambio, e qua la posizione bianca lascia già un po' a desiderare. Su re G3 per difendere tutto, ora sì che la colonna è, ora serve entrare in E2 e attacca tutti i pedoni in E3, il bianco è davvero in crisi. Fatto sta che il bianco è difficile su torre H2 per difendere torre 3, non cade già H3, non si può andare in G2 per il cavallo, il nero minimo ha già guadagnato un pedone. E la partita. Il bianco allora gioca G4, ma adesso il pedone in H3 è debole, alfiere F4. In caso di alfiere per, cavallo per, il re bianco sarà per sempre vincolato alla difesa di H3, il nero potrebbe vincere impostando magari una partita nell'ala di donna, magari il cavallo potrà migliorarsi, in C4, in E4, si potrà provare ad aprire con B5 nel momento giusto. Il bianco gioca alfiere 3, sperando che su alfiere per, F per il pedone possa difendere F4, e il nero continua a migliorare i pezzi. Il nero migliora i pezzi, vuole mettere il cavallo in D6 dove controlla queste caselle. Cavallo B3, cavallo D6, il bianco gioca a cavallo D2, ecco adesso il nero deve già pensare sui piani. Un piano interessante potrebbe essere torre C8 per giocare C5, iniziare a aprire, o guadagnare spazio, C4, poi torre B8, B5. Il nero gioca torre 8, non ha fretta, non vuole cambiare le torri su alfiere per, cavallo per F4 scacco, no? E le torri non si cambiano ancora. Re F1, a questo punto bianco vuole cambiare le torri, il nero poteva giocare C6 ignorando per giocare B5 su A per C per A4, provare poi a rompere con A3 nel momento giusto per indebolire C3, ma il nero gioca torre C8 con più calma, e qua gioca C5, questo era il piano del nero. Per esempio su D per C, B per C c'è una posizione interessante, ora è possibile cambiare torre B8, questo è un pedone che è già stato fissato. Su mosse come cavallo B3 il nero potrebbe anche prendere, giocare cavallo C4 con ottima posizione. La posizione bianca lascia un po' a desiderare. E ci saranno sempre idee anche di torre B8 al momento giusto attaccando B2. Il bianco gioca re D3, C4, re C2. Ora era molto interessante torre B8. Carlos gioca torre 8, comunque interessante. E il bianco gioca cavallo F1 per sostenere l'alfiere. Cavallo E4, fortissimo. E che si vuole magari cambiare l'alfiere e poi si attacca F2. Il bianco gioca re D1, alfiere per E3. Ora una presa di pezzo porta alla perdita di F2 e di H3. Il bianco gioca F per E3 e a questo punto cavallo F2, doppio. Ecco qua adesso per qualche strano motivo dopo re D2 il nero qua non ha preso. Il nero avrebbe potuto prendere in H3 guadagnando un pedone e la partita. E che poi il cavallo torna in F2, in E4, addirittura prende in G4. Ecco, forse qua, penso che forse qua Carlos aveva paura che il cavallo fosse intrappolato per torre E2, torre H2. Anzi, in base a ciò che mi ha detto lui, stando a quanto mi ha detto lui, aveva paura di questa cosa. Però, in realtà un calcolo preciso dimostra che il nero vince, con torre E4 attaccando il secondo pedone,
Su torre H2 il cavallo cade ma segue torre per G4 prendendo il secondo pedone, poi il cavallo può fuggire attraverso G1 e su torre per H3 il nero vince con G4 scacco, re da qualche parte, re 1 G4, forchetta vincendo. Su cavallo per H4, G per H3 difende la torre in G2 e nero vince. Addirittura, madonna, o cattura il cavallo. E se il bianco non prende o se qua per esempio se il bianco prende e ritira la torre poi perde alla lunga, no? Il nero ha troppi pedoni in più, poi avvicina il re, eccetera, eccetera. In caso di re 1, cavallo G1, no? Ormai il nero spinge tutti i pedoni, no? E la vittoria sarà questione di poco tempo, F5, eccetera. Su re 2, F5 dovrebbe vincere, perché non è mai possibile per il bianco andare ad attaccare il cavallo per torre G2, il re va via, poi il pedone può avanzare, cioè è finita. Cavallo H4, G4, H2, G3, pedoni vanno a donna. Anche cavallo E2, perché se il cavallo viene preso, per esempio torre per H per, si minaccia il cavallo e si va a donna. Su re 1, G4 i pedoni vincono da soli, però F5 va più che bene, il cavallo è tabù. Quindi qua cavallo per H3 avrebbe vinto. In ogni caso il nero se la prende comoda, apre il secondo fronte. Ora abbiamo capito come il nero ha ottenuto un vantaggio, vediamo velocemente la partita senza tanti commenti. Scacco, torre 8, il nero non ha fretta, mantiene i pezzi, e che qua anche giocare F5 al momento giusto potrebbe dare vantaggio al nero. Ecco qua adesso cavallo F4, tatticismo. Se per F4 torre per E2 il nero guadagna la qualità della partita. Torre 1, ora il pedone cade. Ora cavallo F2 per andare a prendere in G4, cavallo per G5 con l'idea di giocare torre F1 inchiodando, torre per E3, il nero ha sempre un pedone in più, il pedone H passato, vediamo com'è andata. Cavallo F3, cavallo F7 difendendo G5 la casina E5, re di 2 torre 4 attaccando G4, cavallo H2, cavallo D6 per andare in una casa attiva, cavallo F3, cavallo F7 aspettando cavallo H6. Ora su cavallo F3 cade G4, torre G2, re F6 con calma, il nero migliora il re e qua prende un pedone. Ora c'è un pedone passato lontano e questo permette di vincere. Re 7 perché si voleva attaccare il cavallo, il re vuole entrare. Ora a questo punto se il bianco prende in D5 H3 il pedone va a donna, il re bianco è fuori dal quadrato per una mossa e anche nemmeno cavallo E3 salva, no? Perché si cambia il cavallo e poi il pedone va a donna. Quindi qua il bianco sta fermo, cavallo F6 e forse anche re 4 vinceva, però qua, scusa, cavallo F6, re 3, re G4, adesso non ci sono nemmeno controgiochi perché il cavallo difende D5, H3, tutto finito. A questo punto il bianco prova, visto che H2 vincerebbe più o meno, e su cavallo E2 non si può più fermare il pedone, il bianco gioca cavallo per H3, re F4 ma perde. Il nero semplicemente calcola i tempi, gioca cavallo G4, porta il re, il cavallo E3 difende tutto, re di 6, il nero si avvicina, il bianco prende dei pedoni ma un pezzo, no? Il nero prende molto materiale, il bianco si accinge a spingere il pedone, ma cavallo per H4 chiude i giochi, si attacca il pedone, re B4, re C2 il bianco in Zugzwang, dopo re C5, re per C3, re B3 e il nero promuove per primo e qua finalmente il nero abbandonato. Su D7 qua il nero vince, perché qua si vince, si continua a dare scacco, si obbliga il re su F8 donna per D7, si obbliga a mettere il bianco in D8, si avvicina il re, si guadagna il tempo ogni volta finché poi il re non si avvicina, si cattura il pedone in D7 e si vince. Questo finale il bianco di solito perde sempre, anche se è il pedone in settima, con i pedoni centrali, con i pedoni di cavallo. A volte se il re nero è troppo lontano patta con i pedoni di torre e di alfiere, ma non è questo il caso. Una partita bellissima, secondo me il momento critico è stato questo, la posizione dopo torre per B1, dove F6 dove ho spiegato tutti i piani del nero, e qua quindi spingere i pedoni, mettere il cavallo in F5, F7, cambiare una torre e poi a volte agire ancora di più nell'ala di re o provare ad aprire l'ala di donna. Secondo me un modello bellissimo e presto vedremo partite dove ho messo in atto, diciamo, piani analoghi.